Obiettivo Veneto 2015. Col vento in poppa delle europee, il Partito Democratico punta dritto la regione e nel convegno di Mogliano, organizzato dai leader democratici del Veneto, si cominciano a fare i primi nomi di quello che sarà il candidato a governatore. E improvviso esce anche il nome di Giovanni Manildo. Abbiamo sindaci da Treviso a Vicenza molto importanti e che rappresentano territori significativi della nostra regione. Uomini simbolo del territorio e uomini che rappresentano un nuovo corso come Giovanni Manildo a un anno dalla vittoria di quello che ormai si può definire l'ex feudo leghista della Marca. Avere un leader che dà la dimostrazione di cambiamento, di rinnovamento, ma soprattutto di capacità amministrativa e un po' di coraggio, che è quello che spesso manca alla politica, credo sia necessario. Questo è l'identikit del candidato per Palazzo Balbi, ma Giovanni Manildo respinge la proposta. Ognuno fa un lavoro alla volta, io sto facendo il sindaco di Treviso ed è una cosa che mi piace, è una cosa impegnativa, è una cosa che ho voglia di fare con il massimo delle energie possibili. Gli altri nomi che stamane circolavano sono quelli del segretario Roger Demenec e della neo-eurodeputata vicentina. Una candidatura bella, una bella sfida anche contro Zaia potrebbe essere l'Alessandra Moretti. Un candidato che stavolta non dovrà passare per le primarie e nel balletto dei nomi il sottosegretario Baretta però mette un freno. Credo che adesso bisogna rovesciare il gioco, cioè discutere di contenuti e dire ai veneti che cosa vogliamo che sia il territorio. Poi i nomi vengono fuori. La scelta comunque entro ottobre.